Italian Secret Casa degli Artisti ha proposto, presso la propria sede di Piazza Matteotti a Udine, un incontro con i candidati sindaco del Comune di Udine. Quindi l'incontro è stato esteso al professor Alberto Felice De Toni, all'onorevole Pietro Fontanini, a Ivano Marchiol e al dottor Stefano Salmè. Ognuno dei candidati sindaco ha mandato un delegato, per De Toni Alessandro Venanzi, per Pietro Fontanini l'assessore Fabrizio Cigolot e per Ivano Marchiol il signor Antonio Giusa. Stefano Salmè ha portato se stesso. Abbiamo avuto quindi anche un candidato sindaco in diretta, ma molto ben rappresentati gli altri candidati sindaco dalla professionalità dei loro delegati. Si è parlato della città e di come questi candidati sindaco vedono la città di Udine e le prospettive che riguardano la città di Udine. Sulla tematica dei lavori pubblici, sulla tematica della politica nei confronti dei migranti e nell'ambito della sicurezza, e quindi si è accennato anche alla cultura e alle attività espositive e teatrali. Allora, il tema dei lavori pubblici è un tema molto importante, perché quando si progetta, soprattutto immagino il piano triennale delle opere, si dà un'idea di quello che è lo sviluppo della città. Prima cosa che dico è che immagino che la prossima amministrazione debba rivedere necessariamente, dopo 10 anni dove il mondo è cambiato, le normative sono cambiate, rivedere il piano regolatore in una chiave necessariamente più green, quindi facendo attenzione a questioni, a tematiche che evidentemente 10 anni fa non erano così radicati, così forti nel sentire, insomma, quotidiano di ognuno di noi. Guardate, noi abbiamo avuto una straordinaria occasione in questi anni, una straordinaria occasione economica principalmente, un po' lo dicevo prima, e vi do un termine di paragone che tendo sempre a fare perché credo faccia comprendere meglio alcuni parametri. Allora, questa giunta ha avuto un'enorme occasione di fare molte cose e ha avuto la grande occasione di avere moltissimi soldi a bilancio. Il piano delle opere del 2016, quando c'era il patto di stabilità, il blocco delle assunzioni, c'era il blocco dei finanziamenti statali, il piano delle opere udinese era di 9 milioni di euro, quindi in buona sostanza dovevi decidere se fare le strade o fare le scuole. Il piano delle opere del 2022 era di 54 milioni di euro, 6 volte tanto la potenza di fuoco di quella volta. Questo perché ve lo dico, al di là della cronaca, del dovere di cronaca, è per farvi capire, insomma, che nell'ottica del buon padre di famiglia, quando hai tante risorse, hai tante disponibilità e tanti soldini, forse è anche l'occasione giusta per incominciare a traguardare qualche progetto importante per la tua famiglia e quindi per la nostra comunità. Io ho visto moltissima manutenzione ordinaria, che viva Dio è una cosa che deve essere garantita, ma credo che in un momento straordinario come quello che abbiamo vissuto servivano azioni enormemente straordinarie. Io immagino che questi anni di pandemia hanno fatto capire anche una cosa, l'approccio delle amministrazioni. Se voi immaginate cosa hanno fatto altri sindaci, penso a Milano, penso a De Caro, che è stato il primo sindaco a aprire, no, ed Ore Esterni, il luogo dove siamo noi anche qui oggi. Ma penso che le due opere che noi ricorderemo, no, di questi 5 anni sono due opere che l'amministrazione Fontanini ha fortemente combattuto, che sono Via Mercato Vecchio e che sono la ex Dormish. Se non fosse stata per l'enorme partecipazione, qui sì eravamo assieme in quelle piazze, per l'enorme partecipazione di donne e di uomini che hanno manifestato la loro contrarietà a una Via Mercato Vecchio con le strisce blu e parcometri, con le auto che la attraversavano, e la ex Dormish che era cosa fatta, l'avevate letto anche voi sui giornali, doveva diventare un ennesimo supermercato. Ecco, se non fosse stato per ognuno di noi, per la sensibilità di ognuno di noi, oggi avremmo ancora le auto e avremmo un altro supermercato in città. Le due opere che ricorderemo questi anni saranno queste. Io gliel'ho detto in maniera molto franca in consiglio comunale al sindaco Fontanini. Guardate, quando si hanno tante risorse è bene mettere in piedi dei cantieri, dei progetti, però il tempo ci corre un po' contro. Io credo che la grande opportunità che abbiamo perso di
intravedere una grande opportunità infrastrutturale per la nostra città, in questi anni non l'abbiamo messa in piedi. Io credo che i prossimi anni dovranno essere anni in cui si deve lavorare molto, e si deve lavorare molto nei quartieri, nei territori dove mancano servizi, dove mancano opportunità, dove la prossimità deve diventare la parola chiave del nostro vivere quotidiano. E invece vedo una Udine che ancora di più in questi anni ha centralizzato il potere e la governance nel centro di Udine, impoverendo ancora i territori circostanti. Grazie Assessore Cigolot. Quindi i lavori pubblici, magari con un riferimento anche al Palasport, perché spesso si è parlato in questi giorni dell'allargamento del Carnera. Prego. Palasport Carnera, che era stato sistemato nelle precedenti amministrazioni, le quali non faccio i nomi, e che fino a qualche anno fa era anche luogo dove si tenevano dei bei concerti. Poi le ristrutturazioni hanno portato a realizzare degli interventi che oggi non consentono più di fare i concerti, come anche, vi ricordate, Udine che ospitava lo Stadio Friuli, grandi nomi della musica rock internazionale, i concerti allo Stadio Friuli non se ne fanno più, perché purtroppo per ragioni strutturali il Carnera, per ragioni legate alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto fra l'amministrazione e appunto la società che gestisce lo Stadio Friuli, quindi l'Udinese Calcio, lì i concerti non entrano più, quindi abbiamo perso delle occasioni, e questi interventi di lavori pubblici purtroppo pesano anche sulla realtà attuale della nostra città. Quello che noi abbiamo fatto è quello di intervenire per favorire nuovi investimenti e nuovi interventi che possano consentire di rendere la città sempre più vivibile. Un piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche che ancora non c'era, ma questo non è un piano solo sulla carta, sono stati fatti già diversi interventi. L'accessibilità ad esempio del trasporto pubblico locale per le persone disabili in tante fermate è una realtà, tante fermate degli autobus urbani è una realtà, ma poi anche altri aspetti relativi agli interventi di lavori pubblici. Io cito sempre Casa Cavazzini, oggi è sede di grandi mostre, però bisognava metterla a posto per poter ospitare quadri che provengono da tutti i più importanti musei d'Europa, e questi interventi sono stati fatti. Il Palamostre era chiuso dal 2012, c'era tutta l'area espositiva dell'ex Gamut che era abbandonata a se stessa, salvo per alcuni spazi dedicati a deposito. Abbiamo deciso di intervenire anche lì per fare anche lì un investimento in favore della cultura. Anche l'Odeo è uno spazio tra virgolette pubblico, ancorché di proprietà di una società privata. Da quanti anni è che si diceva dobbiamo recuperare l'Odeon? Ecco, questa cosa l'ha fatta l'amministrazione Fontanini, tanto per essere precisi, cioè voglio dire, questi interventi sono stati fatti, e poi il PNR non è un'occasione sprecata, sono decine di milioni che sono stati acquisiti sui fondi del PNRR che consentiranno degli interventi importanti nella nostra città. Io sempre nel settore della cultura che conosco meglio, evidentemente ricordo il frigorifero, quell'enorme edificio che si trova nell'area dell'ex macello di via Sabadini. Quello lì era un bene che giaceva lì e che grazie a 10 milioni che abbiamo acquisito attraverso il PNR sarà messo in funzione e diventerà un deposito visitabile delle collezioni del Museo Friulano di Storia Naturale. E poi i collegamenti, le rotonde, e poi anche quello che è stato sempre criticato in questi ultimi tempi, questo progetto di Udine 2050 che recupera l'area ex Cafau, quindi nella zona di Udine Sud e Piazzale Cella, l'attuale stazione e l'area dello scalo verso via Bud. Quello è un progetto vero e concreto, prevede un investimento di diverse centinaia di milioni, non c'è dubbio, 1,5 miliardi, quello che è di euro, però quello è un progetto concreto che è stato definito e puntualmente sviluppato da professionisti seri e che consentirà di recuperare anche a fini ambientali queste aree così importanti per la nostra città, come anche la chiusura della dismissione totale della linea ferroviaria che attraversa la zona di Udine. Grazie Assessore. Questi sono tutti interventi, come dire, molto ben precisi e molto definiti. Grazie Assessore. Antonio Giusa, è stato fatto anche un accenno alla problematica della disabilità, per la quale i lavori pubblici sono una sfida importante. Sì, io ritornerei al discorso quanti quattrini in più aveva questa amministrazione negli ultimi 5 anni e che cosa ha fatto.
perché quando si parla di lavori pubblici non è che bisogna soffermarsi sulle opere faraoniche, bisogna concretamente vedere ad esempio come sono stati spesi i soldi nella ex caserma Osopo in via Cividale. Ecco, è il contrario di quello che si doveva fare, perché nessun cittadino che abita in via Cividale, ma nessuno di noi che vada in bicicletta, a piedi o in automobile, è soddisfatto di quello che si è realizzato. Quindi va bene citare tutti i soldi che sono stati spesi, ma va anche detto come sono stati spesi, se sono stati spesi bene o se sono stati spesi male. Allora, parliamo di disabilità, parliamo di mobilità dolce, parliamo di trasporti urbani. È ben vero che sono stati spesi dei quattrini, ma le linee degli autobus sono disegnate come andavano bene negli anni dello scorso secolo. Adesso le cose sono molto cambiate. È ben vero che abbiamo un autobus numero 14 che è alimentato elettricamente, ma è sempre vuoto. Perché? Perché non è stato pensato bene. Quindi noi dobbiamo, nel campo dei lavori pubblici, della disabilità, delle piste ciclabili, rivedere le cose sbagliate che sono state fatte. Questa non è una polemica contro una persona, contro un'amministrazione, è prendere atto di come Udine, per esempio, e io anticipo un argomento, Udine è attraversata, si valuta, da 250.000 ciclisti che la attraversano sulla ciclabile Alpe Adria. Ecco, non c'è una tabella che li indirizzi, non c'è un posto dove custodire le biciclette, cioè tutte queste cose aumenterebbero la produttività in un centro storico ma anche nei quartieri. Cioè ci sono delle persone che richiedono lavori pubblici ma richiedono anche attenzione, prolungamento dell'orario dei musei, cioè si cita sempre il fatto delle grandi mostre, no? Ma in realtà quello che chiede la gente è proprio una maggiore attenzione e una maggiore disponibilità dell'amministrazione ad ascoltare. Grazie. Stefano Salmè. Allora, sui lavori pubblici, allora, noi abbiamo perso un'enorme occasione che erano i fondi del Next Generation EU, quelli del PNRR. Il Friuli Venezia Giulia ha ricevuto una dote da 1.300.000.000 di euro. Il porto di Trieste ne ha ricevuti 400, ma va bene, il porto è statale, ma lasciamo da parte il porto di Trieste. Porto Vecchio, che è la nostra ex AFAU, ha ricevuto 80 milioni di euro per la sua rigenerazione urbana. I triestini sono riusciti ad avere quasi 50 milioni, lo ripeto, quasi 50 milioni di euro per una ovovia che dal Carso dovrebbe scendere fino a Porto Vecchio. Noi non siamo stati in grado di presentare uno straccio di progetto per la bonifica dell'ex AFAU. Un'occasione incredibile che ormai è irrimediabilmente persa. E allora andiamo alle grandi opere che si vorrebbero fare. Si parla del nuovo palazzetto dello sport, l'avete letto sui giornali, 28 milioni di euro che lieviteranno a 40, ve lo dico io, perché tutte le opere a Udine lievitano del 30%, variazione d'opera in variazione d'opera, sfido chiunque a dimostrarmi il contrario con le determine. 28 milioni di euro, rimaniamo al progetto, hanno promesso 14 milioni di euro pubblici. Un progetto del genere, pur lecitamente, pur legalmente, serve soltanto a due imprenditori, non alla città, perché se si volesse fare un servizio alla città si prenderebbe a modello lo stadio, dove Pozzo si è fatto un nuovo stadio con i soldi, lì si è data una concessione lunghissima di 99 anni, qua si immagina una concessione di 40 anni, si allunghi quella concessione a 50 o 60 anni e quei due imprenditori il nuovo palazzetto da 7.000 posti se lo realizzano con i loro soldi. Come per lo stadio, parlava di concerti Cigolotti,
come per lo stadio, che un certo numero di giornate devono essere dedicate al Comune di Udine, si metta nella convenzione che 30-45 giorni all'anno il Comune di Udine potrà fare i suoi concerti. Lo si può fare a costo zero, come per il Castello. Che cosa voglio dire? Che quei 14 milioni di euro pubblici, come i 3 milioni dell'ascensore del Castello, che poi magari ci fanno franare il nostro colle che è artificiale, ogni volta che parlo io sulle campane, non sarà un caso. Comunque, perché che cosa serve veramente? Io in tutta questa campagna elettorale, io giro nelle periferie, quando la prima volta che Cigolotto l'ho portato da presidente di quartiere al centro polifunzionale di Riccardo, lui non era mai venuto lì, sapeva neanche dove era la piazza del quartiere, me lo disse lui, no? Comunque, a prescindere da questo, che cosa mi chiedono a me durante questa campagna elettorale? Io ho persone che in via Riccardo di Giusto, a Sant'Osvaldo, a San Domenico, mi chiedono: io non ho i soldi per andare dal dentista, io ho la pensione sociale e non so andare avanti col 10% di inflazione, l'assistente sociale mi vuol mandare via dall'alloggio sociale del comune. Queste sono le cose che mi chiedono a me in campagna elettorale. E qui parliamo della mostra Casa Cavazzini, tutto bello, tutto fantastico, del palazzetto 4.0, ma poi ai cittadini, quelli in difficoltà, che risposte diamo? I candidati sindaco e i loro rappresentanti hanno parlato con chiarezza, hanno coinvolto un pubblico sensibile e attento, hanno soprattutto testimoniato l'urgenza di portare un contributo positivo alla nostra città, alla città di Udine. Dal canto nostro, Italia Secret Casa degli Artisti, citata anche dai candidati per le nostre attività culturali, sollecita tutti, soprattutto i giovani, ad andare a votare e a scegliere la democrazia e la civiltà.